Pasca, pigliatello sta tazzelato. E che ne zucchero, me? E tu fai fa fritto. E aspetta, lo scarpato mi ha dato mezza lira pagando. E tu per mezza lira devo pigliare collera. Ah, vogliere Roscin, dai, e mezza lira qua, e 15 soldi là, ah così si arrobbano i pigliarelli. E miliardi. Da papà tu furnato. No. No. La moglie non lo guardi anche è venuto, o mastrasce non si è visto più. E così mi hanno fatto venire la malattia con noi. E per forza, si mangia veleno la mattina alla sera, sempre con il palpito, sempre con il palpito. E tu potessi pensare per uno po' che ha salutato, oramai tiene un'età, da lì non ti manca, non tiene figli. Già, ieri la misa l'hanno mangiato poco però, ne avevo. E me non mi fai passare un guai a vicciaia. E tu muori. $10. Non mi voglio. Permesso. Favorito. Ma conosci? No. Sono un cantante della cantina a fianco. La cantina oggi va. Dici. Se scesa la voce me lo comprate. E sotto un voce che non posso cantare. Ma se ne parliano 200 lire. Ya dovete, non perdete tempo. Ma si caratterebbe Don Giovanni stesso. Bello Marioli, siamo pata abbonata. No, non è cosa, figlio mio. Io ho andato caro Giovanni, e ci ho deciso che mi resta prima di andare a campo truffare il padre e poi si mette a fuoco 40 punti. Avete ragione Camurette, e si no che fa? Issa a me non mi parla. E non nasciamo lì, non noi a scazzi e corna al lato mondo. Manca scende lì. Manca sei soldi. Caccia a me. E che ne caccia a me? A te, ne capito? Stanno qui! Ma te una voce! Non faccio pigliare con, riamo bene, state buona, ma non va a comprare. Più lontano 3 soldi di salute stanno pure in mano. E perché se volete errarmi, che mi ha rubato? Mario! Mario! Zitta, zitta! E non ci facciamo sentire! Mario! Ebbene, se non vedono a spendere tutto quanto a casa mia. Permesso? Buongiorno, sì. Ah sì, buongiorno. Che sto? Essere nato io, a comprare con mia cometa. Caputo, serve qualche cosa? Ah sì, che bella accoglienza. Sono venuto a trovare. E grazie tanto. Onorare Trafè, chi è stato qua dei nervi a scombina. E chi ogni volta che bene che qualcosa le manca, sa che proprio non lo serve niente. Proprio niente no, Poi che qualcosa le manca. Beh, pare che io mi rivolga a una persona estranea. Voi siete una persona di famiglia. Io vedo. Ma come Raffaele, non hai potuto prendere mettere a fare qualche cosa, ti piazza a qualche parte, non come a te, svelti, chi ne sa lui? Ah sì, sono nato disoccupato. E si capisce che roba per girare la giornata sale senza trovare niente. O io non mi preoccupo proprio di verella perché già saccio io prima che non trovo niente. Poi così passano i mesi, passano l'anno. E quando proprio non tengo a due. Vieni a me. Vengo a due. E a due chi ha già se voi siete l'unica persona di famiglia. O posso dire che sono 2 giorni che non mangio. O posso dire. No, non ce lo fa sapere. Guardate là, guarda, no. Non mi chiedi saluto 2 giorni che non mangio. Dalle una tazza di caffè. E sei arrivato. E tu fallo una bistecca. Dalle un po' di pane, io sono fuori l'indassa tazza di latte, tanti mancano voglia chiudo, pure Santa Ita. Ma che dice? Oh boh,
Ah sì, a me un latte non mi piace. Poi chi le dare vizi? Ma zio si è sfaticato. Ah no, Ah no, sfaticato non potete dire perché ha fatto tutto l'arte che Dio ha creato. E non te ne hai imparato nessuno. A che le assai, che parola, Vattene, non mi fa fare seconda roce, vattene. Ma come mi metto a fare volontario, io era sciorta mia, appena arrivavo io fronte mi facette le prigioniere. E là un faticato. Ha zappato per 6 anni di seguito. Se capisci, con un fucile a rete di spalle, e là si non zappava lo sparone. Non è tavera, ci mandai in Italia. Mi arruolai nel corpo delle guardie regge. Si scioglietto il corpo e ci mandai a tutto quanto. Pigliai posto nelle ferrovie come cantoniere ai passaggi a livello, arrivarono le chiusure automatiche. Mediante lettere, raccomandazioni, impegni, pigliai posto come uscire, a Rapivenza la porta alla banca italiana di sconto, troppo poco falletta al banco. Ma caccia fa più così, caccia fa più. I si mi mette a fabbriche e coppolelle per creature nascere io voglio senza cava. Ma o padre che facevi? Mio padre faceva rilugiare, era un artista. Beh, Raffaele, non ti puoi mettere a fuori rilugiare pure tu. Come si dice, l'arte di tanto è mezzo imparata. Ti posso che una giornata sana, con il sotto a luce. Vedi che si fa tardi, non si mangia e più mi attacchi lì. Questo non può fare niente. Niente proprio, no, è una cosa spicciatina. Mi pare che all'età mia mi mette a pazzia che sferri l'orologio. Ma insomma tu che vuoi, che vuoi? La prima cosa vi sono venuto a trovare. Dopo trovare l'ultima cosa. E poi? E poi mi ha già sistemato pure io, no? Anche per voi. La gente che mi vede sempre a spasso. Eccolo là, nipote di carnevale, sempre disoccupato, sempre disoccupato. Certo voi una bella figura, non la facete. Così mi preoccupo più per voi che per me. Poi mi voglio mettere a Foscia a Ferri Piazza. La coppola già me l'ha già accattata, vedi? Si è accattata la coppola. Poi mi ci pigliava la patente. Ma mi pigliava la patente, si fanno a cacci e carte. Cacci e carte ci vogliono 200 lire. È venuto a trovare a me, capito? È venuto a trovare 200 lire. Gesù, ma allora devo andare da un estraneo, ma già mettere lo scuolo non faccio, ma già metto. Hai capito? Che l'hai venuto da me per salvaguardare il mio decoro? Ma non te lo vuoi? Non te lo vuoi, Ah, sì, ma vicino in cielo voi, no? Insomma, ma cadunate, voi adesso facete l'usurai, ma mi ha mandato da un altro, non ho capito. Ci volete mettere l'interesse? Metteteci l'interesse. Volete che vi firmo una cambiata? Io la firmo. Tanto dice bene. No, ci perdi io. Ma come Raffaele, si piglia a cambiare la tela, Allora mi destra così, senza cambiare. A fiducia. Faccio fede io, no? No. Andiamo, voglio bene. No. E allora no, insomma mi metto a posto, mi piglia la patente, mi metto in coppa un taxi, mi piazza, vado in su che la mattina sera e la zuppa da scia. Chiama Pascal e fallo contento. Alla fine sei me ne nipote, te. Già, così non tengo figli e chiagliere punto. No, finché saranno lui che mi ha aperto, voi, il narmino e bagnata. Quando poi morì, allora. Oh, ma dopo aver capito che la vita si può pigliare la patente. Le 200 lire si mangia e poi la patente pare a me. Ma virano io tu esse. Ogni volta che bene capo porto tuoi. Ma non sei mai una volta con la faccia a lei così ha pigliato l'uterno, facendo anni da parole. Come lo vedi studente se io non gioco, come lo vedi? Chiama Pascal, non lo mortifica più, ma tu veramente a morte non ci grida. Raffaele, non lo la rete, sei donghia 200 lire, quando è che ne mettai? Non signor. Sei donghia! Non signor, ma non Sì, l'avevo, hai capito? Se sa chi ce l'ha data? E fa questo per te Pasca 200 lire. E vabbè,
Ma certo, chi ce l'ha darà? Hai detto? Spostata! Chi lo fa pupà, ma poi alla fine si molla, vedi? Ma molla, ma No, molla. guarda che pure a me mi faccia piacere di venire ogni tanto qua a cercare banane, a cercare banane. A sapere quando voleva su scucciamento. A sapere quando vado a terra mi doveva la torna. Adesso andate. Spostata! Ecco me zucca. È ora. 100. Anche c'è sta la colla, E 200. Ah, oi. Queste momentaneamente bastano. No, che stanno a bastare eternamente. Adesso la coppa le già la giacchettata, adesso. Ehi, mo caccia da patente, fate una bella divisa. Ho mancato pure una bella automobile. Oh sì, che le 200 lire sono. E sono 200 anni vecchi. Ma no, Ma che è? ma non vuoi passare? Mi sento male. Mi sento male. Ma che si Ma non sente? può mettere paura. Ma che si sente? Che si sente, chi l'ha tenuto sempre una certa rubolezza al corpo, un po' che respiro standato, e poi che non metto che si va sempre più aggravando. Ma no. Vieni, ce lo dici, Nazi? Mieris, ecco l'ha potuto mai chiamare Mieris. Ogni volta che ti chiama, mamma non mi ricordo, sa come risponde, non ti arresto, non voglio fare un errore. Ma pure ma tu, che tenere, sapete? Sacci quello che tengo, sto malato. Sta malato. Sto malato, ma quando viene un momento mi manco viene. Oh, portafoglio! Oh, portafoglio! Portafoglio! Sandella, oh, Costa le bagaggi, non dai che niente! Ma wow! Oh! Che tipo, che tipo, che tipo. E che non vuoi sapere a fare? Che avete che faccio io? Che non c'è sta né Pasqua né Natale. E non c'è pericolo che ascesi, che potessi fare i passi, che potessi pigliare un po' di sole, niente. Questa sosa vicino a questa tavola, fino a che si va a cuccare, chi me l'avesse detto, E che naccia, la fai, che naccia. Certo, per me non ne potete avere niente, si capisce? Ma che 100 anni che il signore se lo chiama Paravise. Ma era 100 anni già aspettato. Vabbè, no. Vi deve riconoscere per forza, scusate. Chi le può chiedere? Se ne arriva a me. E non avete visto come nipote, per me era 200 lire, ma ha consegnato per le 800 lire di improperio. D'altra parte ha preso non è che si può portare. Questo è vero. Io è vero che non lo so mogliere, ma come si fosse. Quello che murette, mancano pile, mi Raffaella, lavavi per la gola. E invece io vado come una pezzella. E che naccia, ma che naccia. Ho pochi mangiare. E me ne sento parole. Eppure io sono femmina ancora. E sto vicino a noi, ma Maronna, pozza passa nuova. Che? O Pascale non ci sta. Dai, dai, così, poi esci. Voi si torna punto. E poi si trova guarda porta, A già facerti contare. E anche da sia parterina, avrei voluto fare.
Anzi, ma cascito, mi portate non mi giravo. E adesso, ma ieri si sentette tanto male. E pure morì. La pigliata nata avevo dovuto rompere. Dio sa quello che fa. A chi? A chi non darà nessuno? E non è. La serva padrona. Mi pare che le vari. Solo questo, a tanto tempo ci sono fatto mettere tutte cose facesse. Chi sì? Ah, Gennaro, guarda voi. Guarda, ecco buco. Volevo far secondare io, ma prendete qua. Guarda io. Guarda voi. No, tu hai scontato, non mi era niente di più. Ci stanno solo 50 lire di interesse. Ah, ci scontato, ma c'era niente di più. Io interesse, guarda, 50 lire, si soldi. passate i 50 lire. Ehi, Fresca, fresca, di. Grazie, grazie. puntata a vella. Tu sei un galantombo. Mi piace la fiducia. Va buono a te, va. Ma voleva dicere? No, ma non posso sentire niente, non mi arriva niente, sono malato e il denaro non ne caccio più. Lo so, ma... mi va malato, non mi era niente più, non lo voglio a te. lo so, ma io, papà secondo vecchia, ci ha avuto fare una duretta. Ma non mi si fa nada, non lo va. Ma insomma, la vita che si mi sa con conti, che sto malato e volete pigliare nada male. Grazie, parlare, Non faccio pigliare con, che già sta qua tenere con cantante la cantina a festa. Lo so, c'ho una sto dicendo, ma amore di, io ci mi vado con vecchio. Perché voleva la vita con nuovo, va te, va te, tu sei tornato una da volta, te l'hai pigliata la patente. Così non mi sono mosso a capo, la mia. Raffaele, faccelo guarda la porta. Ce l'hai sottovoce per non può far sentire. Chiate bene. Ho capito! Io non la voglio fare l'uomo onesto! Uè, ma non basta. Ma che sono una paura continua. Uè, ma non mettere male. Ma non me la chiamo ieri. Sì. Chiamaci va Raffaele. Sì, Raffaele, facciamo miracolo, facciamo miracolo. Tutta la lunga strada Pigna Secca, numero 94, là c'è sta un notare. Un notare si chiama Girolamo Consiglio, si c'è stato porto contigo, se no la stiamo a casa, appena si ritira, venisse a me. Un notare, lo testamento. Non ha fatto ancora. Almeno. Oh sì, mi bello, sì. Oh Dio, la bello, Oggi giorno bello non potevo scavare, perché quello che faceva mio signore per spaparanza e porta lo paradiso. Sì, va Raffaele, non ci pensare. Non ci pensare Raffaele, perché è già tutto stabilito. Bello, quanto è bello, è già tutto stabilito. Anzi, preparatelo voi a volontà, pensate per voi e pensate pure per me, che io sono altro splocco lo tempo. Alle mie padre, ma io devo fare mia mamma. Pasca, non mi mettere pure, ma che te sia? Pensate, vengo un cuore che mi va via e poi un abbattimento generale. E tu la mattina a sera ti pigli calore e poi ti senti più male. Tu volessi cuccare? Chi la tavola pompiere hanno portato tutta la settimana, chi la c'aveva la castienda, se mi viene così, addirittura non mi era niente più. Mira, che ti abbiamo capito con una amica. Uè, e tu sai quello che spallo, ya così, a forza lo favore che sto morendo. No. A un certo punto di pagamento non pigliamo manco di soldi più.
Dov'è? Dov'è? Ma che vedo, volutare, vattene lì da 2 annine e portati pure la fede contigo. Sì. Io già rimane solo perché già rimane tutte cose scritte, tutte cose chiare. Se non nipote per la fede, a faccia pretesa. Va bene, è l'unico nipote. Sciafferro, e vabbè, pensarraggio pure, bis. Permesso? Che sta? Lei è venuta nata a loro cose. Gli avete mandato a chiamare mio? C'è di tuo nipote. Ha mandato a chiamare pure un utile. E sto nipote come stava qua? L'ha mandato a chiamare? No, si è trovata a venire perché le servivano certi soldi. Come al solito. Sì, ma state attenti, tornando uno è poco bene notare. Se avesse affugato tutte cose al nipote. No, che lo zia Rit go riconoscerà, ma rabbevo. E perché non lo buccato? E dice che aspetti gente che hanno buttato nato. Non può far vedere che sta in doliezza, se no dice che non lo pagano più, capito? Addirittura. Ombasca? Chi sì? E sordo le portate. Guarda, la nannina. Sono io. Come vi sentite? Mi sento buono. Non è venuto nessuno giù. No, pensate. Ombasca? Queste sono le 10 lire in coppa persona. La di 20 lire per dunque quando è sabato. No, figlia mia, no, tu me li hai tutto assieme. Io a 10 a 20 lire a volta non me lo vedo bene. Io padrone di casa poi via 4, sabato una prima 29. Va buona, che la mano che potete. Mano. Avete visto come oggi faticato sta settimana? E oggi consegnato un sacco di biancheria e tutto quanto mi hanno detto sabato di pavare. Già, ma hai girato la meglio la camera, la parte a strada e mi sono arrangiato in tassa camarella appunto per palliggere io sopra. Ecco, tutto che tu sei una buona guaglione, è sempre una schiavitù, la cucina in comune. Chiama, Pasca, ma come ti c'ha fa sta roba? Tu ce l'hai fittata sta camera, ti sta pavando. E basta, Pasca, basta! Sagucca! A forza! Sono morta lei, sono morta! E manna che a me schiatta morta! Mamma, è come sta nervoso. Oggi pazienza, nannina amici. Io sta così, non tanto, ma paura morire, ma perché ha da lasciare solo. Non è senza cerimonia qualunque cosa, eh? Sì, sarà per forza, cazzo, visto che l'occhio c'era la caccia a ufere. Saluta a voi. E chi si? L'incaricato delle pompe fuori. O schiatta morto. Si è fatta un dedì e chi va a chiamare? Ma hanno detto che carnevale è muto. Non signora. Già l'hanno fatto pure. Ya dovendo, non vi faccio vedere che le sta là in da cucina. E si esce a vedere, fa sciarrare vudovi, chiaro. Ma allora come sei sparso sta voce? Perché sta buona malata. E mo non potete più da chiamare mio che io lo tocco. Oh, e allora è questione di ore. È una cosa che sempre ci ha vita pensato. Sapendolo un poco prima, uno per rapprontare una carrozza meglio. Mette sotto 2 parecchi scelte, un bello guarnimento, e ciocca un coppetta stella, una bella coperta a cascetta. Si fa una cosa più pulita. Si non rompe in tammurino, con curro, a ferra a acchiappa là. Spannite denaro lo stesso.
e riesce una cosa arrangiata. Già l'ha fatta lei, segue. E già che viene, possono parlare che ti riesce per troppo fai, Salute a voi. O morte sta qua. Ne è venuto nato. Anni! Che sta? E questa è un'educazione nuova? Sì, già sto trattando l'affare. Ma no, non hanno mandato a cucina tranquilla che si esce fuori io dentro, voglio bene non farsi. Ma tu ci schiatta. E fu schiatta morte perché me lo fu rappresentare. Ma perché questa è la prima volta che hai compitato morto e mi pigliate il centuale? Sì! Ma tu ci schiatta. Io sono venuto prima Ma basta che voi, ma stiamo via per casa, Gesù, ma come trattate con isso? Trattate con me? Venite che farà più convenienza, guardate voi catalogo. Leva che sta mia, scrive che c'è pure la catalogo, no, che ci ha messo e poi buonanotte. E chi sei chi sono? Sono un rappresentante di pompe funebri. Sono venuto per le esequie. Uè, e te faccio vaccino! Che l'avrai chiamato schiatta morte! Ma chi l'ha chiamato? Chi sto venuto loro? Ma chi sta veramente pazzo? Ah, ma chi? chi lo diciamo in video? Ya dovete capire da mazza scopi, ya dovete! Oggi mi sei ciucciuetto sotto la porta! Ya dovete! Chi l'ha mandato? Il voto, mi avete? Non signore! Sì, il voto è stato, oggi ti chiamo per Dio, non è chi l'ha chiamato pure schiatta morte! Ma no signori, non lo conosco proprio, sono potrò. E allora perché si deve tu? Chi l'ha mandato? Chi l'ha mandato? A me me l'ha detto guarda porta a fianco. Guarda voi! E a me il cantante della cantina prima. Io stavo là come fu solito bicchiere di vino e mi hanno detto che saluto a bucchio. Io devo ispirare. Ah, che li pensi carogna, quando dicendo che hai sospirato perché non mi hanno potuto spillare più denaro. E capito, quando spadavo che hai sopporto e non mi hanno fatto non so più. I sopori, ya dovete, ya dovete! Andiamo, no, che non ti senti più male! Ma che veniamo, no! Ma che è stato? Che Sono venuto a schiatta a morte per me portare prima del tempo. E chi l'ha chiamato? Ma se cosa passa Ma come? Ma ti da trasferire in casa la gente prima che uno muore? È facile ispirare prima! Se vanno messo in capo. Si è fatta venuta in tiro. Non andune! Appicciatele che le due cannelle alla Maronna! E lui discepolo non aveva mai! Ecco qua, cosa dici ma un marito tanto bello, attaccata appresso a me, Madonna mia, sono appicciata a me, Madonna mia bella, quanto sei bello, ecco qua, Marosa, Rosa, non mi del Padre, il Figlio dello Spirito Santo, così. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus frutto tuo. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus frutto tuo. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, A morte non ha fatto la cosa salire! Sono viva! Sono viva! Manolo, che spaventa! Manolo, mia bella, ecco lei. Gesù, ti trasi la porta all'improvviso, e da pure attorno, così che ho riuscito a usare e cantare alla taglia, sì, che capisci e cannetta. Che scatta morto sotto la porta, si capisce che ci pensato un po' per si via ispirato. Gesù, chi lo sta dando bene. Sto buona! Sto buona!
Sapore, sapore! Io non muore più. A chi sta comando all'acqua? O cantante guarda la porta, voleva andare, che isto non ce l'ha voluto dare, allora mi sono dimenticata dicendo cazzi di te morto. Gli hanno chiamato pure a chi se ne proprio pure. Noi colpo non ne lì. Noi siamo stati chiamati. Ah sì, anche l'hanno ragione, povera gente, colpo non ne tengono, sono stati chiamati. E mo che non vuole dire? Guardate, andiamo, ci vediamo più tardi, andiamo. Voi siete l'erede? Forse. E beh, io sempre con voi ha già parlato. E che cosa? Gesù, e non ho capito come sta? Chi si è no può arrivare fino a stasera. La tirata la sentenza. Insomma, mi sono venuto prima e resta per me. Ricordatevi al cielo. Guardatevi lo spizio, guardatevi i premi. Ma sono cose che piglia schiaffo. Giateci pazienza, che ci volete fare? Isto stanno assedati. Appena sentire che uno tiene un rullo di capo, subito sta presente. E io mi dice strillare bene. Oh Basca, lasciate per Dio. E decidete una Maria Maronna, che noi pure preghiamo per voi. E noi Hai chiamato Mire? O meglio dire che ci sia, però niente. 150 lire a vista. Ah, 150 lire. O pigliava 3.000, o pigliava. Ma ce n'è il caffè. Ma buono sì, non pigliate loro. Vorrà dire che facciamo fare una mezza visita. E come si fa? È solamente una di coppa. È una cosa superficiale, no? O dire che non ha trovato a casa, per la giornata a marciare la moglie, che appena se ne dicono fanno sopra del capo. O non ha già accompagnato la carrozzella fino a quando via. Si è fermato a tabaccare a comprare la carta a Bologna. Così immagina così. Figlia rado verde. Io figlio su A ballare tutta la settimana. Ma io a ballo tutta la settimana. Tutti quelli che vanno a ereditare. Caffè, Così bene. caffè, Così. caffè non fa cerimonie. Siete voi, te ne voglio. Fate. Oh mamma, che io non ragione. Che su di là veramente non ragione, ma come me ne va? Ma che siete fatti le strade, siete managgiati? E succede una cosa grave, chiudono, la povera si essa solo, che fa? Quando è bello, pensa alla salute. Non ci pensate a me, così state tranquilli, ma sfida non mi relazzo, metto in terra, coppa da seccia. Insomma, stanotte non mangiamo vracca. Ma co? Voi questo. Ma co? Zitti, zitti. Ma co? Yam. Non ce la faccio più a salire. Italiano. Succede quello che succede, ma già pensa alla salute, e all'anima mia. All'anima, ma per favore, ma io riesco. Imbozzando tutti i giorni, Piano, salite da qui, piano, non facete male, piano, scusate, lasciate scusate, allora me muovo a mettere, i scarponi, i scarponi. Ha coperto coppe e via. Ha coperto coppe e via. Non è. Non è. Te ne andiamo Pascale. Non è. Uè, ma sei indonetta te? Non è. Non è. Pasca, ridi. Non è, ma Dimmi. posso dirmi che dice? E sia così, mi confesso pure. Sì, allora. su 10 notare che non bene, veramente. Non è. Pasca. Non è se io mi ero non lo persuade, chiamatemi pure la nata, Sì. nati due, nati tre, qualunque americano, non parate a spese, spendete, Ma come già fosse pure, non è,
non è scalfammello che l'ha tazzelato. La voglio pigliare. Sì, andiamo, Nanni, vieni a prestare, mi ha scarfollato. Poi andiamo, vieni Nanni, non ci faccio 4 volte a stamattina. Raffaele. Così. Raffaele. Così. Sono vicino a voi, così, sono qua. Raffaele. Così. Che è? Raffaele. Chiamatelo un buono prevede si mangia confessato. Ma non vi preoccupate, così. Quella passa adesso la buona azione che voi fate a me. E da caccia e danno che il signore vi chiama in paravisi, voi non avete cercamando permesso. Salutate e grazie direttamente. Mi fanno passare. E come non me la fa passare? Alla fine dei conti voi volete... Io mi metto scorno perché i peccati miei sono assai. Ma buono, si peccati voi sai, ma diceranno prima su. Io mi chiamo 4-5 prima di che partito non mondo. Alla fine poi che peccato mortale voi tenete in colpa la coscienza. Oh maestro! Oh maestro che si sparai per mezzo che voi protestavi e cambiato. Ma che colpa c'avete là? Io vedo. Non sapevo che protestante deve cambiare, chi le pigliava aria, vorrei e si sparava. Io vedo. E poi? A morte abbonata e figlio di Maria. Vabbè, pure per la morte abbonata di Maria. La voi ci avete un poco di colpa, ma fino a un certo punto però. E si capisce, come fate voi quel matrimonio che adesso volete fare, no, piacere. E allora resta cos'è. Proprio, potevo mai pensare che là per la finestra e si brava a bacio. E poi che altro ci sta? Mugliere, ma... Ho fatto la parola sì, che voi spiacere di Maria e per relazione che voi tenete con Doretta, in da 3 giorni sarete ricettati pure esso. Figlio, ma là fu tutta una conseguenza, no? Io beh. E poi che altro ci sta, che altro? Ha girato il denaro con dress. Sciocchezze! Come sciocchezze? Ma se capisci, allora in banca la rinai tu quando alle ferie, no? Vedete andardito, me lo prego, al forma vai! Stavi chiamando a schiaffa a chi me ne Raffaele! Hanno avuto certi formi macchine che avevano avuto ci valore, vuoi? Raffaele, ma avevo visto che stamattina tu me l'hai visto schiando. Così a chi non si niente, se avevi soltanto a aspettare l'ordinativa, chi già il Dio lo sa come sto che voi non mi sentite buone. Così io voglio bene, così. Raffaele non chiagnere. Così io voglio bene, così. Raffaele non chiagnere, lo tengo per malauria. Ma perché ho già avuto a perdere? Perché? Aspetta, Raffaele, tu non mi pensa ancora. No, sta comportando proprio. E chi stai facendo questa cosa con la Madonna? La coppola dalla favore, si fa tutto. Bombe funebri! Io faccio invece mi pigliare la coppola, mi faccio pigliare la coppola e non penso. No, ma non abbiamo letto che poco siamo scudati i vostri. Maurizio, notare, eccellenza, accomodate, date tutto a me, io sono il vostro servitore, tutto metto a posto io. È un po' sciolto, questo cappello. Accettate, signor notare, accettate qua. Sedete per qua, sedete. Anzi, il signor notare, venuto, signor notare. Non faccio buongiorno. Notare, Cesim. Coraggio, voi state una bellezza. Signor notare, anzi, signor notare. No, ma che buongiorno, non Una tazza di latte al signor notare. Ma tu vuoi no, tu è là. Vasca, vieni a fare latte. Tu si chiama Gianni. Vado proprio, non è buono. Non è cosa stata a latte
E va a tenere intanto un annino. Sì. E portati pure a Raffaele, tigre. Ah, Raffaele, chi lo si è aspettato? aspetta. Raffaele, è pieno con me, che ha fatto con me? Madonna, mi raccomando. Don Pasquale, posso? In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto Notar Girolamo Consiglio fu Francesco, io Pasquale Capuzzi fu Nicola, in piene facoltà mentali lascio. Notare, ripetete, io Pasquale Capuzzi fu Nicola, in piene facoltà mentali. in piene facoltà mentali lascio. Guarda e dica essa, e se tu sei proprio tu, ma passione non è la stessa, non mi sento niente più. Se tu guarda qualche volta, bella mia non me lo fa, tanta capa non mi volta, come a 2 o 3 anni fa. Sia stesse tutte vase, e sia stesse tutte te. E come ha fatto? Come vuoi là? Io me l'ho trovato 17 volte a sabato e si doasci, mi sono piaciuti. E allora sputtata, pare brutto per chi vede. No, per carnevale che non sono merita, ma per rispettare la morte, che a chi prima e a chi dopo c'ha da venire a felicità tutto quanto. Gesù, voi venite a me che sto con la coppa mancata. Io cantante che sta cantando in cantina dove sono lì. E pure chi le sa fare stasera? Ma che schifezza! Mi dispiace per Don Giovanni che so per me. Ma lo sai il cantiniere che vi è morto? Come non lo so? Chi là ieri voleva fare i botte, voleva appiccare il bengalo. Oddio! Chi le steve appiccicata da tanto tempo? Per certi soldi che carnevale per stare abbonando lo fate a Don Giovanni e non l'ho potuto più avere. Oh vero? Ma facete sta zitta sto cantando? È proprio una cosa che non sta. E chi so dice? Muia! Dai, ti faccio pazzo. Perché vuoi far appiccicare? Lo so di chi? Guarda bene. Oh Giovanni! Oh Giovanni! Dite, Oh Giovanni facete sta zitta che sto peccato! chi ve l'ha? Oh, guarda, Che non ha già vietato, fa cominciare. Il sta cantando alla fuori, a cammarella parte a strada. Eppure si sente. Chiudete almeno questa porta. E stante a cucina. Oh già, con tutte le furnacelle appicciate, i pomori asfissiati, ok. E allora se ne sentì i suoni e chi che canta con morto là. Ma perché? Il pure è un morto che deve essere rispettato. Tutto quanto hanno a essere rispettato quando sono morto. Beh, bello figlio. Ma chi le per 200 lire che prestai a banane mi fate, ma a un momento che fate ma non c'è più di farà. Pure tante che luttuosse, che tante che luttuosse, che con povero uomo ne piglia una malattia.
e prendere dove o facete morire. Ma è morto purissimo. E quando non è morto è scusabile. Forse vivo, dice l'angelo. Ma chi l'è morto? Chi va via? Un essere defunto. Vabbè, non andate più, state Sì, e fammi sodizio. E che diamine, certi rancori dopo la morte dovrebbero sparire. Gesù, non si conosce più. Signor, t'ha ricordato quando era? E come quell'omone? Ehi, e perché sto chiamavano carnevale? Ma non per dirne male, perché sto con la verità, ma non Giovanna per ragione. Hai tanto la buona anima, con sangue la gente, e mangiando seppellere cristiane, la sarà 500 miliardi. Veramente? Ah no, è come se faceva, sfruttando il prossimo, 100 per 300. E certa mia, chi lo quando aveva morito, quando io l'ho scontato fino all'ultimo centesimo. E non ha chi va tutta sta fortuna? Chi non dà nessuno? Ecco, ma non l'avete visto nipote? Appena vedete così stava per morire, non si è molto più vicino a esso. E in che braccia un nipote è ispirato. Ah, ne? Sì, ma io ho paura che a carnevale, quando mi ne chiamo un udare, la vetta falda sta mente. Sì. Una piccola cosa nipote, e tuttora sta femminazzo. A chi? Aveva una femmina? Donette! La cameriera? La cameriera! Anni fa, chi l'era quindicinare facevano vita unita. Ah, sì? Non va rito come sono chiagni. Vedete? Che fortuna che è! Che lieto mi fa servizi. A carnevale non mi piace. E là passo a fare gli altri servizi. E lei? Questo cari scemo! E vabbè, mi è sempre un sacrificio. Che sacrificio! Che fastidio lo poteva un vecchio che lei dà! Se tenete a posto perché sapeva che dopo si arronzava tutte cose. E l'aveva fatto pure! E pure voi, signore! Ah, io no! E sta non faccio. Chi è da Don Giovanni che mi aveva stato? Tu! La forza con me! Mago! Vuoi trasudere una come ti legge? La tavola è 15 si dice per su. Ma mangia la busca la lì mi sto zitto! Io non canto per pazio, io canto per la busca campata! E ci me l'aveva campata a me io! Ma Ma là, se stanno morti! E qua ci sta una cantina. In da cantina si canta e io canto. Sono! Marito, veramente! Oh, sei pazzo! Don Gennaro, io non m'ho messa. Io da là in sta d'angella. Ma quando sta? Alle tazzoie. Beh! Si può mettere con chi? Dunetta. Nella sera! Ma vi va vita calma. E se no che fasci? Alla fine chi l'è morto qua sei vicchiato. Non ne fa più sfugare. C'è avuto che perdere. Avete avuto che perdere fino a un certo punto. Avete visto che prima di chiudere l'occhio a voi a pensare? Sì, perché stasera è che dice il contrario. Ma io non mi aveva lasciato.
Non va aveva l'acca. Chi le teneva 70? Ma voluto bene, bene ma voluto. Io prima anno che si è cominciato a dire male, ma hanno chiamato viaggia romana è tutto così scritto, tutto così chiaro, se non potemo a campo pretese. E quando mi ha detto notare voi ci scrivono. Niente, io me la scelta poi, e chi tenevo coraggio a sentire. Ma nessuno ce l'ha rita che sta cantando che ha freso. Ecco, ce l'avevi marito, ma non ha voluto sentire. Dici che si canta con mangiare. E c'è dama qualche cosa è solta, basta che si stazzi. Buongiorno, e dici vinci? Chi? Ma morosi! Ma perché mi volete fare buscare? Tirate la senza! Ah, beh, che schifezza è! Già, dici che mangia sta! O di chi? Voi che dici? Che hai da mangiare con canta e vi pago io, basta che non canta. Sta bene. Operì, va la signora. Ecco qua, Ma che viene il nipote vi faccio dare una ventina di lire, va bene? Sì, signore. Avete visto? Avete avuto pure 20 lire. Io non ho già avuto niente ancora. E le avrei. Le avrò. Gesù, Gesù. Ah, così diceva. I aggi romani tutte cose scritte. Tutte cose chiare, se non potemo a campo pretese. Sicché è chiaro che non l'ha rimasto mancano un soldo. Oh Gesù, e chi lo Raffaele sta facendo tanta muina, sta iendo, sta venendo. E mo sento, mo che viene il notaio, sarà potuto sta niente, e sapo così ha rimasto tutte cose a me. E va bene, voi potete trovare buono. C'erate voi una piccola cosa is. A me? E io tradessi a volontà solo. E ne faccio un bello rispetto, sarina birbante. Se non ce l'ha rimasto zio vuol dire che non aveva nessuna intenzione ciò rumanè. E io faccio un torta a memoria sua. Voi pazziate. Chi le mi viene a rizzone mi faccia risbremmenare la paura. Oh, ne poto. Raffaele. Mamma mia, buongiorno. Sì, mamma mia, girate questa tazza di cioccolato, è bella camera, Niente, che da rigenerare la mia bocca. ma che volete che renda pulizia pure voi? Ah, che pazziamo, ma pietta la cioccolato, Pronto? No. Non so, 24 ore che hanno a stare, era cucciarato. Ah, certo. No. Ma che bello rosa, mi. Vuole mettere un po'. Mamma mia. Mangiate pure un paio di biscotti, No, vabbè, niente biscotti. Collegini, sul sapoiardo danno nutrimento. Niente biscotti.
Mamma mia. Lascia noi tutto. Mamma mia, ma no, Gesù, Linda manca 3 giorni, Linda manca 3 giorni, è stato un fulmine, come un fulmine. Sparisce le biscotte. Stiamo con noi. Oh, Raffaele, che sono sti cartocci? E ha giocato una poca spesa, ha giocato 3 kg e mezzo di pesce. Ma non, chi tiene il genere la mia bocca, a me mi sa che usavo questo. Ci pare. Ti era un'idea, scusa, Dasi. Pare brutto. Ma tu pare brutto, che l'hai mangiato, è sostentamento, non è scostumatezzo. Guardate qua. Oh, Raffaele, non facete cerimonie, Nannino poi a cucire la volintà di me. Grazie assai, Anna Filomena, facciamo mettere pure la tavola, intanto voi, Figurate. Che bisciavi di via? Che sono 3 kg e mezzo di cifra. Anzi, come facciamo le cifre, arresto tu? Nanni, arrostola a fuoco lento, non ne fa bruciare. E dopo la conge pure, ne levi le spine e fai con la gettiera. O putresi, o poco olio, io poco acido. Mi pare che intorno loro non si è scordato niente. Va, chi ha spiegato? Metti pure la caldà, Anzi, ha giocato 2 linguine, come facciamo? Che la salsa marina? Non mi dicete niente, facete quello che volete voi. Facetemi sfogare, facetemi sfogare. Facci asciugare, Il fuoco già sta appicciato. Niente da di 2 grauni, stanno sotto il focolare là. Quanti avete? 3 litri. Già fa, 3 litri una tazza di cioccolato. Oh no, la tazza di cioccolato sta 80 centesimi e poi c'è Sandro e ha vinto 11 biscotti. Anzi, 11 biscotti. E che ne sai? Capisci, con l'animo ulcerato potevo un sacco di biscotti, ti dico. Il resto mangia. Grazie. È venuto un po' di vostro? So qua, perché? Ah, principale lo so. Sì, a dare una ricinellina. Avete detto 20. E perché l'avesse saputo questi bindoli? Che le stavo cantando in da cantina che forse si sentiva. E io per farlo sta zitta. O fa sta zitta, bindoli? E poter fare cantare quando l'avessi mangiato. Mai quando canta, ma a buscare no. Se mi sto zitto, come mi buschi più? Come faccio per divertimento? 10 lire una bassa. E ci stanno pure le suonature, siamo 4. Che facciamo, 2 lire e mezzo però? Non da atteggiare. Vabbè, non fa chiacchiere. Anzi, a chi lo sta atteggiando? Non fa chiacchiere, Vabbè, adesso manderò a cambiare e sarete soddisfatti. Avrete fornito gli anni, ma volete mettere la capolina? Quanto è bello. Quanto è bugiarda! Buono pote cacciati sordi. Ma che sto come anche sta la verità è dire, I soldi scesso proprio a Don Raffaele. No signore, facciamoci fatta nostra. Ma perché che non può la da cacciare a dire da? Quando noi poi già sappiamo che all'urto non avrà niente. E con che coscienza poi? La femmina so sì, io non voglio che le fanno noi. O lasciatela potesse. Essa da fai spesa. Non c'è nada. Chiamate il nipote con una scusa e ce lo dite. A chi signor?
Al nipote. Io mi faccio pazzo. E perché? E c'hai da cabina c'ha avuto una siggiata. Esagerato che siete? Non è esagerato che siete. State zitta. Una parola per ora Raffaele, sentite. Venite qua. A me. Che? Vanno a parlare. Sentite, Don Raffaele, noi per scrupoli e coscienza ve la vi marito. Ma sì, perché stiamo vedendo che avete stato pigliando un sacco di fastidio e state facendo un cuoco di spese. Sì. Siccome... Come? Hai parlato pure voi, mi state facendo ricevere tutte cose a me. Ecco qua. Poco fa, Tunette, prima che venisse per voi, tienendo là fuori, ha confessato che non c'è nulla, hai parlato Come? Prima fa un testamento. Ha detto l'Antonietta, io voglio rimanere tutto scritto, tutto chiaro. Se no, non potremo a campa pretese. Ove. Quasi a far capire. che avessi lasciato tutto cosa essa. In altri termini. Io non nasce niente. No, ma ho sceso di viaggio fatto a qui 400 lire repete. Ma non vale per quello! Sceso che non mi hanno dato perché sapevano che io avevo io lascio. Ma non mamma mia, bello, ha giocato pure 100 lire d'anticipo sarto per posti di lutto. Ma già affittato un carro di seconda classe, e si sapeva una cosa che se lo pigliavo un carro di seconda classe, io mandavo con una carrettella. Tu non decido. Ah, volete farmi sì o no? Guarda, ti ha fatto pure anche tanto che fiori. Al caro zio, il nipote adorato. E chi è papà a tutta sta gente? Chi è? Vabbè, alla fine sempre sangue vero. Ma qua sangue, chi la sangue porca, qua sangue. Benedetto Dio, prima vedremo ma chi da fa spesso. Caccia fa. Vi avete cagnato? Ah, ci mandato a cagnare, aspetta, va pure presso. E a me riesce una torciniamo, per dimostrare qua. E ci mandato a cagnare a 1000 lire. E a catturno non è facile. 1000 lire? 1000 lire è tanto, dai, l'hai visto mai? No. E magari. Vabbè. Io certo non posso ricevere niente, ma già sta zitto. Ah, oggi. Non ce n'ha, mi raccomando, Amorosi. Ah sì? Ah sì, lasciate venire un po' a capo, ma che volete fare? Volete mettere la capolietta pure voi? Chiamami, oramai. Aspettate per caro, poi pigliamo un po' l'aria. Non ce n'ha, voi permettete, ma pigliate la seccia voi. Fate. Ah sì, io vi devo essere sincero. Così, prima che arrivasse a notare, mi chiamai e mi ricette testualmente: nipote mio, io già rimane tutte cose scritte, tutte cose chiare, tutto specificato, perché se no un Tunetta accampa pretese. A così dice. Parole sue, chi lo sta là? Che le sta dicendo? Ma Gesù, eppure a me dice lo stesso. Io già rimane tutto così scritto, tutto così chiaro, se non potremo, non ti lasciare quiete. beh, forse lo disse per essere lasciato in pace durante la sua estrema volontà. E ve lo dimostri il fatto che quando tattai il testamento volete rimanere subito. E a lungo fatto. Ora, ammesso che avesse lasciato qualche cosa pure a voi, data la compagnia fatta e i servizi resi per tanti anni, ma perché
Ma perché questi soldi si devono dividere? Che fa, voi rimanete sola? E com'è possibile? Siete ancora una bella donna per poter rinunciare al mondo? E io? Con 400-500.000 lire in la sacca che faccio? Marico Rosario? Adesso che posso cercherò di sistemarmi anch'io, no? Non vi pare? C'è paura che aquel cannello servirà da doppio uso. Sta combinando. Che buonisce da caffè. No, io direi dal momento che voi dovete trovare. E pure già trovato. Se io non vi dispiacesse, dato che voi non mi dispiacete, perché non lasciamo sta tutte cose come sta e ci uniamo, zia e nipote, alla salute della buonanima? Nene! Oh, guarda, è venuta! Eccole! Si è fermato dietro la pianta! Per forza, chi lo dico è scritto. Oh, c'è il babuto, dai! Lo facciamo passare per la Nannina, Nanni. Ora la porta a camera tua, facciamo sciare. Com'è, sei cavallo? Parola! E quanto è bella! La volesse fare pure la massiatella! A me? Non ce l'ha! Mamma, vieni quanta gente! Tutte vittime! Io vado da questa parte, buttate i confetti! Signore, che vostra creatura! Quando muore le creature sono tre i confetti! A chi sto tre chiasseri? Ah! Noi stiamo qua. L'incaricata dove sta? Dove fai? Ho già dato, chi che la buscai, Ma l'affare isso l'ha voluto combinare, sai? Per forza, io l'ho fatto lui ruttato per lo lasciare il mio povero. Ce lo potremmo pigliare? Ma chi aspettava? Cai da via! Che la cassa è strettella, chi l'ha curtacchiato? Vabbè, un casammo un po' cari. Ah, che è un casa? Un casa? E se uno non può dire come ti manca troppo morto, mi fai sapere. Ma mi volete fare? Ma non c'è capo! A dire che l'avevo la pisata, la misura è più larga, la misura è più larga. Sì signore, che le ha seconda taglia. L'ha pigliato per la maglia. Allora? E allora che? È stretta e lunga la cascia, hai tenuto, non è buono, sai da cagnare. È stretta e lunga. Che è buono per Don Gennaro? Non vi mettete in cerimonie! Che lei è proprio la misura vostra. Ma mi fai una rattata, no? Ma mi permettete quando ci vengono occhiali? Ya da bre. Raffaele, i cannelli chi l'ha cattato? Io, a credenza. Ma che stanno facendo? Non stanno misurando con metro. Si sono fissati, sa? Allora, ci va? Ci mancano una trentina di centimetri. Boh, fino a che già me ne davo tu magazzino. Mi è misurata pure. Una mietta qua, mietta. È vero. Ma sono cose che pigliare sciappa. Abbiate pazienza. Guardate, dillo per non fare fatica che un magazzino chi ha pigliato la cascia, quando fai scomodo morto. Ma che state uscendo? Si è fatta un detto. No! Io stasera mi chiudo la camera e me ne vado a da zia. Chi ce l'orma là? Allora, siete convinti? Chiama bella mia. Fatto tu che faccio una corsuta ragazzina. Va, fammi presto, che ha aperto il cucchiere. Muovata. E sto 10 notare che non bene. Avevano lì. Come no, appuntamento era per 4,5, sono che 5 kg non si vede ancora. Pure per sapere a chi ha lasciato si sa. Che spese le serve, se non mi ha lasciato niente vorrà dire che io mi metto l'anima in pace e non mi finisco in guai. Ma chi si aspetta? Ma che hanno fatto? Ma non ce l'hanno pigliati più. Un momento, compagni mi aiuta a pigliare una cascia più larga, perché quella è stretta. Oh, Gesù, mi pare una mill'anni che sopportano. Tutto l'uomo in dai. Scusa, no, grazie, sta prendendo un odore, No, ma insomma, che 5. Anzi, che dici? Ma sul discorso a fama, oh. E mo se ne fa, prima che si legge il testamento, se non sto fatto non sta diventando commercio, fammi a partire. Ma che dici? Sì. Oh sì, perdono.
Voi avete visto là? Ora voi ve ne siete accorti. Ma fare buono voto se stessero andare a fare. E che scemo quello, adesso si aggrazia la zia in caso che lui non ha niente. Guarda però che sta stessa aggraziando un poco troppo. Ma ci lascia primo cadavere. Ma era chi muore, non ha Filomena. Il mo per il suo porto ne mangiano pure. Hanno apparecchiato pure la tavola in tanto me. Ma servono due testimoni per leggere lo testamento. Oggi no, Come no? vediamo, ma la Che l'altra testimone la posso fare io? si può essere anche una testimone. Già, mi ha venuto. Grazie a sé, una per carità. Comandante, ma pure a me, Lei è venuto notare? Mo se legge sta mia. Questo è un momento decisivo. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto notar Girolamo Consiglio Fu Francesco, io, Pasquale Capozzi Fun Nicola, in piene facoltà mentali lascio... No! Addosso, Pigliate, portatemi, trovate a Milananza al luce, non mi facete parecchio, ja. Un momento, il compagno mio chiude a proprio di la cascia, se non vede. Lo mettete in quella cascia. Ma come fa? Non casate un po'! Non c'è Ma cava! è stata fatta sottanata volta, sì. È stato fermo di me. E voi avete capito il momento psicologico dell'individuo. Ja, ma voi siete roba sti, ja. Non casate un po', basti che me lo vado a torre, non mi facete parecchio, come vedete. Mannaggia! Cafa, ha lasciato tutte cose Antonetta. Non mi dalizzi e 30 lire mese Antonetta e tutto resta alle opere pie. Avete capito? Ha voluto fare una buona azione prima di morire, si presenta innanzi a Dio che ha coscienza pulita, dice chi la costima cancelli i peccati. Carogna e merito! E spistelle sei qui. La da fonutare. Venite a dare una mano, che solo non ce la faccio. Ma c'è una aiata da una mano a chi, lasciate pazienza. Ma solo che se ci mancava. Voi capite? L'uomo che ha fatto sempre male, per 70 anni di seguito. Prima di morire ha voluto fare una buona azione per un guai a me. Sopot. Oh Raffaele, me facete coraggio, che ci volete fare? Hai ragione, amico. Hai ragione, non voglio chiangere. Tante picchiagna. Ma non appena se ne sono chiuso tutto quanto in serrato. E voi non gli avete preso? E chissà, non sa la strada, sì. Ma che ha preso una persona e famiglia. Raffaele, c'è sto notare che ti può salutare. Io non saluto a nessuno. Il saluto è degli angeli. E non saluto neanche il diavolo. Il Senato Gesù, noi. Moderati tempi. No, che non ha fatto molto, lo faccio io. Io non responsabile, ma che lo hanno come sto in capo. E dire che lo portai per in da carrozzella, con tutti che erano 3 passi di strada. Lo complimentai al caffè. A macchina non l'ho letto espressa. 70 centesimi di caffè, 6 soldi mangi, ma rovinai una lira. E pastrato facendo tutta la lezione, parola per parola, come mai pare Cirosì. Badate che voi avete un nipote che porta il vostro stesso cognome e che perpetuerà la vostra memoria nel benessere
Aissa i tavolacci, aissa, e a nessuno più. E invece tutto inutile. E glielo dissi alla buonanima, ma non appena feci un cenno per perorare la vostra causa, mi rispose, voi avete voluto e facete voluto. Sapete scrivere, e scrivete, ed io ho scritto. E voi avete scritto. E state va buona, la Maronna va accompagna. Ci state guardando che ci sta la tavola apparecchiata, sì? Volesse per stare a mangiare con noi pure voi, sì? A me? Ma io vi faccio pazzo! Allora buono che ti scalza la faccia. E quando mori io testamento tu non lo fai. Vabbè. Ah sì, allenamento, che non è morto nessuno. Raffaele, addirittura. E a carnevale nessuno era, né per me né per voi. Se c'era qualche cosa non ce la stava a panare. Ma che adesso non ci sta più a vestire che li soldi, che io non ha giusto dovere bene, verità venne bene pure. E già, ma quello ha lasciato tutto alle opere pie. È più pie di me. Io sono uno piezze pie, a capo per. A me mi avevano chiamato Pio. Ma Nissa teneva questa attenzione, aveva tenuto coraggio e mo dice non faccio. Ne poi guarda che a qua non ci esce niente. Invece tu vedi che hai vago, vengo. Anticipi spese, faccio nottati, chiagna, perché io aiuto agnuto. E te ne vai a così, senza lasciarmi nemmeno un pare libro e dici di accattare un pacchetto di sigarette. Ma così si muore. Ma io te ne ho imparato a morire. E che c'entro io? Raffaele, a donna Filomena non l'avesse mai invitato a mangiare con noi per una certa convenienza. Ci sta facendo cucinare robe, capito? Ci stanno a chiudere che le mie si pesce, mi date a chi volete. Donna Filomena, Riuscite? se non tenete per offesa, dopo voi a unite la pizzerella, ma assettate e vi mangiate un po' di pesce con noi. Grazie, ma perché tanto fastidio? Io non tengo genio mangiare la piavo. A forza, un c'è biscotto. Ecco, dici da fa. Io certo ti può vedere un po' che compagnia, eh? Ma può passare un po' che ci sono levato. Uè, Miracca. Grazie sta. Perché? Mangiamo con loro. Grazie, grazie. Perché lato? Per donna Peppina fa brutto. Raffaele, e donna Peppina fa brutto. A me dà ma pure a donna Peppina, la roba ci sta. Donna Peppina. A me? Volevo essere lasciato sto a cucinare, Teniamo compagnia a donna Andretta, mangiamo questo. Obbligatissima. Chi è? Raffaele, chi Ci capisco. Volesse non mi dà pure a chi là di tre. Signora? Signori del terzo piano? Sì. Anna Filomena, che non hai mai avuto nessuno lasciata. Questo per i primi 30 lire, da aspettare un mese. Raffaele, metti manifesta. Tutto se facete un piacere, andate a dare la mano a ricetta da parte di che quello non si sente buono. Brava si faccia. Che saricce. Ci hanno invitato pure a noi. A pranzo? Io no. A mangiare con loro. A pranzo, a mangiare con loro. È la stessa cosa. Ma noi poi pare che andiamo per mangiare. Io mi posso tenere poco compagnia a Antonetto. Che posso capisce. Quando esce a pranzo che fa? Loro mangiano e noi teniamo me. Stenniamo a forchetta e puzzoliamo pure noi una cosarella. Sì, lo sa. Ma venghia. Sentite, don Raffaele, da voi proprio non me lo sarei aspettato. Ma che cosa? Eppure, io abito qui al primo piano. Ma che sta? A tutti avete invitato, a me no. Signore, manda a me, è che sto dicendo io. Io mi sono provato a morte.
Oggi fatto testimone, ci portato morto con pesce e non so la pedavo. Quello è stato semplicemente per far tenere poche compagnie alla zia. E come ce la facevano le altre, la compagnia alla zia ce la potevo fare anch'io. Ma per conto mio, figurate, me la mangiavo voi. Oh, lo vedete, lo dicevo io che era stato un equivoco. Allora grazie. Obbligатissimi. Piuttosto fatemi una cortesia, date una mano a cucinare la parte lì, perché sennò che lo mangiamo manca per dopo prima. E a mio stomaco mio già si è fatto languido. Subito. Guarda, pulite, Dite. Facetemi un piacere, a Donna Giovanna, facetemi da 2 litri vivo, facete mettere in frisco. Pronta? Beh, qui avete cagnato. Non ci trovato a cagnare, d'altra parte un morto saranno portato per andare fino a di mano mattina. Piacci conti, che le clienti se ne sono chiusi. E battene per tu, Gesù quello si va a accertare. Faccio capire, vedrà mangiare pochi pesci pure quello. Grazie! A Romagna lui mangiano. Asci, tu si mangia! Ora se pure un riulo, dietro vento. Ma chi mi ha dato? Raffaele, che ti passa, papà? E che mi ha passato, sto pensando che aveva essere ricco. E invece io siamo più pazienti. No, come si dice, un cuore e una capanna. Raffaele, la capanna. Tu mi hai detto sì. Sì. Ma si Pasquale la stava fortuna solo a te o a me. E magari non la sta diventando a nessuno che faccio. Aumentiamo la razza dei pezzi. Non mi capisco, ma tu non hai avuto 30 anni in un mese. E sei arrivato, ma che non ci vuoi niente a mettere nella casa. Uè, non si fa ancora in dove faccio voi. No, l'ha detto non si è capace di panire. Ma dico io, tu sei il nome visto una ventina di volte. E se non era per questo fatto, noi continuiamo a non darci retta. Ma da dove ti è venuto tutto questo amore? Tu hai pensato a questa cosa? Può fare 3 soldi. E mo che soldi non ce ne stanno più. Che fa? Tu ti sposi a me? Ma ti sposo? No, lasciamo stare a fare. Io non tengo certo con l'uomo. O via zia. Ma pigliai che era ancora giovane e succedette quello che è successo, l'ha già fatto compagnia per 25 anni seguiti, fino a caglio sull'occhio, l'hai vista la ricompensa? E beh, guardi che non ho mai faticato per te, mi metto a faticare, ma piglia la patente e sciaffere. Tu sarai la femmina capace e mi fa pallone a me. Che dici? Mi sposo pure senza lascio. E tu non mi sposi mai, è un guaio di ribbe. Pare che io ne faccio un mistero. E va bene, ammaggia che andiamo a casa, che andiamo a quartiere, se mi sei lutta... No, Raffaele fa gente, fa brutto, ecco scusate. Fatto. L'attimo pronto. Andiamo, una filumare. Così, Qui sola che li parte. Eccomi qua, Sì, ci hai pensato meglio, non mi voglio. No, Raffaele, tengo coppa non ripretta 100.000 lire. 100.000 lire? Sta zitto! Oggi pensato a picchiare, sa pigliata oggi con un vino. Sì, guarda sei bella, sì, guarda sei bella. Guarda sei bella, No, Raffaele, ma come mi sa vino? Mi sto qua! La casa sta là! Lasciami 2 persone, io sì. Dove? ecco lo posso salire purtroppo! No, ma c'è un barzamapa, ma... Perché la lascia là? E battene pure tu, non perdere tempo, va. Chi ha gesto la pavò? Ma io già parlavo con il principale dove vivo con te. Fatto fermo di mo. Come hai fatto? Ti ha sta fermo di mo. E fa pure la che stata. Ti ha sta fermo di mo. Andiamo a mangiare.
Oh Gesù, ma voi veramente riuscite? Ma Gerito non mi cocca. Qui vaziato. Oggi è 4, sono portato a Pascale. Mi pare come che ancora per me sta casa. Maronna, stanotte non mi faccio dormire, manca a me. Capisco. E non avete potuto venire, manca una parte. Sì, ma rimane un faccio. A costo che me la già in albergo e chi ce l'orma qua. Che se sarà nata lottata che faccia raggi chiara chiara. Ma non potete chiamare Nannina? È che lasciamo per l'impressione, ha chiuso la camera e se ne è chiudata sì. Sì, ma non faccio pure io. No, chiudo a chiave. Ho chiamato un saponare e mi vengono tutte cose. Allora, sta roba non mi fi richiudere parecchio. Vedete, quando morì mio suocero... Potrei, e non parlaccio è morto. È per dire, no? Date che teneva in da casa, mi succede lo stesso fatto posto. Mo veniva sempre a turno. A Roma votava, veniva l'ombra sola. La mattina mi alzo presto per andare al deposito. E invece andavo in cucina per lavare. E io veniva che pigliava l'acqua sotto la fontana. Mi scarfavo un po' di caffè. E io veniva che tazzulella in mano che stava pigliando prima di me. Scenevo e ti incontravo a Bascio Palazzo. Poi mi aspettava innanzi al deposito. Saliva in coppo tram, metteva innanzi il maniero. O prima, saliva in coppo tram e a far suo biglietto, era mio suocero. Oh, poverino, un vicino palle. Gesù, era io che voleva a tutto parte. Ma mi pare strano. Ho venuto là, fermato sotto la porta. No! È stato gli occhi, ma che t'ho fatto? La mi sa cucca che rimane alla canta mattina. Non Andone, ha dormito. Facite uno solo. Non è questione di 2 o 3 giorni perché non trovate casa. Volete niente a noi? Niente, grazie. Ma sì, Andone, chi non ha mai carnevale è morto. E quando uno muore è fornuto tutte cose. Ma voi ho vero credo spirito in individuo che torna in coppa a te. E che bene a fare chiuso. E poi se oggi proprio se ne chiude che ve ne arriva a fare. Al massimo posso vendere sì 4 scartapelle calassate perché non se l'ha potuto portare. E per ne fa che? Mo che a usurare a fare chiù? Ma non vive, non mangia, non vestito non se lo fa. Poveri a voi. E sì, ma poveri. Ho venuto là. Arapa l'occhio e vi guarda. Ho venuto come vi guarda, ma fisso. Non potrei! Che sto vera è una creatura! Ah già, dici pazienza, Andone. Felice notte. Felice notte. Che dici? Ma che è? Fino a diritto per non la fa mettere a paura. Mamma mia, una figlia mia non facete cerimonie. Io devo cuccare voi pure. Per me figuratevi. Se volete dire mandarsi insieme per posso fare compagnia pure tutta la nottata. No, grazie. Non dormire io e non vi faccio dormire nemmeno a voi. Io. E mo è un bresso. Uè, vadi a fare che io mi trattengo un poco con donna Donetta. E tu spogliati e coccati. A chi? Io mi metto
paura. Ah, che sto vero come cretina. E donna Antonetta che si mette paura pure è cretina. E donna Antonetta per lo spirito di carnevale, tu a chi anima mamma da viro. Oh, suocera Don Federica. Mo da siena, la scacunata. Donna Antonetta permettete, accompagna a questa e venga subito. Tanto, ma ci hanno pensato un po' che biancaria, ma porto qua. Yeah. Madonna, che paura mi hai fatto mettere! Uè! E che può fare? E tu sei voluto a tenere poche compagnie. Hanno pensato che ti potevi mettere a favore e sotto la sua. Oh mamma mia, per dove si tratta? O portone e papanese. Sto qua a mezz'ora a cadere. Hanno detto tutto il discorso che ha fatto Federico Trabbiere che la moglie con Sisinelle e la mamma. Io dico che non ha figlio mai madonna. E va a te, Raffaele, va? No, non è, no. Ah no, Raffaele, non ti voglio fare frecca a questo con me, sì. Figurati rimane il tuo quartiere, non ho per niente mettere i manifesti. Ma tu non devi essere mia moglie. Già, ma quando? Dopo passato il lutto. E quando dicete ma per lutto? 15 giorni? No, 24. Allora, 6 mesi. E poi c'è mai sposato? Si sa, perché no come mo provo che mi vuoi bene. Ah, sì, è perché se lo posso provare a mo, scegli e tu proviamo. No, non ti mettere in cerimonie. Ma non c'è per forza. Non posso manco tenere poche compagnie. Ah, tenga compagnia, madonna non ha più meno, va a te, non ha più. Ci vediamo domani. Sì, signor, vicino alla posta ambizione. Dentro, dove dice raccomandate. Dentro, dove dice raccomandate. Buonanotte. Buonanotte. Non c'è se mi sa fumare ripa sotto palazzo, ma non già ci può asce. Qui è sempre un dovere. E allora sparisci. Alla no, a canovo, va a scendere in stadio subito me la già. Zitta, aspetta. Oggi dai siamo danati, non ci sta nessuno, scappa. Chiamano un bacio, non vegni. Mannaggia! Va bene, tira. Donna Filomena, potrete la lucerina? A te. Voi a dove stai? A dove stai? Sotto lietto. Ma non guarda sotto lietto. A te. No, dica no. Donna Filomena, avete trovato Ocerina? No, se la gita marito, ma ve la gita a ma capita che c'è? Lo vedo innanzi a Pasquale che stai studiando. Permesso? Trasito, non Andrea. Favorite, non Andolè, castani i fiammi. Grazie. Aspettate. Ma che si dice? È vero che stanotte non potete dormire? Sciocchezza. Sciocchezza fino a un certo punto. I morti, quando hanno la contrarietà, sono vendicativi. Uno e botte dice, il oramai è morto, non ci sta più, non può fare niente più. No! I
morti non se ne vanno pure se uno li può cacciare, restano, non si vedono, ma ci stanno. Uno li può pigliare a calcio, e chi lo sa nascondere? A tutto parte, in dei seggi, in dei mobili, sotto i giochi, persino in dolietto. Io mi ricordo questo fatto mi costa a me. Muretta non mi piace che teneva una bella femmina per moglie e in una potero morta, appena che sta un manetta vera la facetta a proposta. Convincetta vedove. A notte che si è a cucca con questo, ma non, con mano terremoto, tremava tutto lì. O lui se la scende e traseva in due bicchieri. Issa o metteva rima, a chi se la scevava. Poi a cominciare a giovere schiaffa, capo e ciapponi. O povero giovane in oscuro si pensava che era femmina che batteva, no? Non era femmina, ero morto. Poi ho sapito che quello disgraziato è stato coccato 3 mesi. E pa paura, mo che se si suda, non è buono a fare niente più. Oh, ma no, portai pure il giornale. O morto un andonese può vendicare meglio lo vivo. Già, perché struppere non è visto. Ecco perché è doppiamente vivo. E il doppio mondo è destinato a fare cose più importanti. Oh, bene. Ma perché? I numeri in coppo cambusanti, tutto stimolazione, queste anime vaganti, questi spiriti, chi sono? Non sono che muori. Andrea! Ma tu sei venuto per fare un po' che compagnia, per farla stringere la paura. Ma che c'è? Serve per ragionare. State zitto. Sì che? Ma mo, Mamma mia. mo che facite? Non vi a cucca? No. Dopo che le cadu le ritte. Aspetti che mi vengo su, così mi dormo per stanchezza. Dicitemi una cosa, non è un po' di vostro. Un po' di vostro. Che fine ha fatto? Se ne aiuto. Ma che lei si cuccava con me? Che bello figlio. Moglie mi ha contato tutte cose. Mbruglione autentico. Ma come ne dici? Tu sfuggino tu non te ne sei mai curato, non te ne hai mai tenuto conto. Io per conto mio, se la ci viste trasicati 3 o 4 volte in tutte e assai. Beh, appena sai che vecchio sta per morire, subito corre qua e ti vesti da erede. Chiamo notare, fai le ghirlande, anticipi spese, ma scalzone farabutta delinquente. Il carnevale che eri scemo, avete dice in quel paese, ma fai schifo. Fuma. Non è che sei schiattata la canola e la groseria. Ma no. Come no? Io non capisco queste cose, voi dovete arrivare. Che vi sa là che una casa. Che esagerazione. Ma come esagerazione? Oggi potevo schizzare dopo. Ma no, don Andrea, forse sei rossodore. Dunque, don Andrea, stile per ricerca. Ah, ecco. Per buio mi è dispiaciuto veramente, sinceramente, che a Carnevale non va rimasto niente, ma con una foto ne ha già avuto 10 lo piacere. Proprio il tipo dell'avventuriero. Sì, che don Andrea, voi dicete che i morti quando vanno, si vanno pure vendicare. Proprio così, don Antonetto. I morti quando escludendo di qualche cosa, voi vedete sempre passare per tutta la casa. Mamma mia, vive, ci ho potuto spiare.
non sentiva sempre la voce padre, ma a sottolietto. A sottolietto. Là per lo più si posano gli spiriti, sottolietto. Mamma! Mamma! Mani la figlia da là. Uè! Che è stato? Io mi voglio fare vedere, d'acca. Sì. Guardate, guardate. Andrea! Ma ci troviamo stasera, sì o no? Gesù, come volete dormire in casa stanotte, figlia mia? Come mai dritti che a carnevale se ne è chiusa? Chi? Voi non dritti che da casa? Ma chi? O spirito di carnevale! Senza da seggia! Ma Mattene! Ma qua Mattene che la seggia si è fatta una passiata! No, solo voi non potete rimanere solo stanotte in cantina, che lo sapete che è stato? A Bonanno ma si stanno pigliando con che oggi avete fatto pranzo intanto lui. Ecco perché ha fatto spaventare pure la nostra figlia. Aspetta che voi unite era un marito solo, ma appena mi cuccate, si piazza con papà e non ce la va più! E a morire, si no che da scemo non chiude lui. Non andrà in ora diretta. Felice notte. E per qualunque cosa gli ammate, c'è? Non c'è, Oh Gesù, e voi siete che dici di la mattina, ma quando li do ancora in unione? Quello da... Dove certi forme scappa di mano a mano. Per tutte le improperi che mai c'è quello da lì. Già, e come dici che le sta brutto? Dico che però non sono così, ma lei. Così io potevo sentire. Sai, faccia aprire. Marò, Che so? mamma mia, come esce mo? Perché? Chi ci sta ragionando? Aspetta il giornalista romatino che se ne dire 3. Ma non va che 3 e mezzo. All'alba. Ah no. Non è. Ma io non devo essere tuo marito. No, Ah già. Con lui, te. Quando ricette, ma con lui? Ti hai scordato l'ultimo e poi stavo in Ah, ho sposato, non mi hai riscordato proprio. Ma io me ne vado. Ma sì che le mi hanno visto, tu facerai uno che li più. Non la fa passare. Ma no, per so che noi. No, aspetta. No, tu ti hai spicciato, figlia mia bella, ti ha decidere. Ma amore, non sono abituato a fare le ore piccole. O mi fai a dormire a casa mia o mi fai arrangiare qua. Uè, calma, ma si fa. Allora, buonanotte. No, aspetta. E che ci stanno un giornale là, oi. Vuoi da porte? O chiami se mi vado a giornare sotto palazzo. Non sei stato tu. Tu sei stato. Perché tu mo si spirita, se non si fai a giornare sotto palazzo. O facessi una ballatella all'anzeriere che lo si impermenasse la paura e si dice. Tu invece no, stai là, non ti può, guarda soltanto. Io saccio perché guardi. Vuoi vedere come va per me, Oh, e tu che sei spirito, non te lo immagini che come permesso. Ah già va, me ne va. E tu vuoi su? E sì o sì, veramente si è pigliato collo dopo fatto nostro. La tavoliata che abbiamo fatto oggi, perché nessuno l'ha accompagnato al cimitero, perché è chiude scomma dentro da uto. Tu vedi passare dentro la casa e tu solo che fai? Invece con un uomo vicino è sempre una sicurezza maggiore, non ti pare? No. Sì, no, ma no, te la vedi tu, io me leva mia. Che già fa, me ne va?
facciamo spoglie, mangia cucca. Ma cucca mangia spogliare, no? O mangia cucca per tu? Ma perché a banana ma così faceva? Ma cucca mangia spogliare. Mannaggia, ma perché ci sei venuta? Che si può tenere un po' che compagnia. Va bene, ma che in sta casa, in dolietto suo, ma... E tu non hai cagnato il lenzuolo? Va bene, ma sempre. Oh. E poi, chi lo ritratta? Pare che ci vuole. Lo ritratto, Oh, Sergio Pacienza, tu non devi guardare. No, non ne apri, perché sennò ti pigli colore, ti metti a passeggiare per tutta la casa e non ci fai dormire. Ecco, sì, oi. Da buona così, oi. Quello così non vede niente. Domani mattina ma esce. E tu lavori nada lavoro. Andiamo, guarda da tu, c'è qualche altra cosa che ti ricorda la buonanima? Volessi mi spostare lì? O mettiamo la spalliera a partire là? No, Volevo mettere la console al posto del comò? no, Allora mi posso venire a spogliare? sì. E non sono passate 24 ore. Sei arrivata. Non è? Che già fai? No, Raffa, ma pigliano una terrazza e tu metti coppa e senso. Ne parlo da una non pazienza. Hai solo voluto capo ma attrezzare poco l'osso. Non c'è l'altra notte che dormo in terra, ma manca l'ora. Dico può atterrare pure a me, allora sì, ma tu passiamo in da casa, sì o sì, passiamo. No, aspetta. Ma che ci aspettare? Ma io stavo dalla mesa già si è rassegnato, Sì signore, chiama. Dai, dica allora tu ti metti buon tambon. Ma metti un po' tambon. No, dica, quiete. Quieto. Ma che mi fa il schermo, non la giù. No, chiama. Ah, quanto ci vuoi? Ecco fa, tu non ti spogli, a chi aspi? Aspetta che da due, quanto si grava. Pazienza, falla per dire. Oh sì, tu mi guarda. Guarda. Stanno autata che la parte la trovo che ti credi che lo stiamo combinando lì. Ecco fa. Ecco, io adesso mi vesto, me ne vado. Lei resta solo. Tu appena me ne sono casciuti, afferro e farlo un buono mazziatore perché se lo merita. Ecco. No, aspetta! Ma che già aspettato? Che già aspettato? Già. Ma già spogliato? Sì. Ma già veramente spogliato? Sì. Ma stai facendo consumi in mano che la giacchetta? Vabbè. Ma tu rimani, tu ne hai notte. Di notte. Prima le 3. Che fa? Ma non vado perché ho fatto tardi. Che sono dai 3 mo. Che ci mancano 5 minuti. Oddio, abbiamo spogliato e mi così, che già fa? Ma no, aspetta, ritratto io, no. Diciamo così, a già resito trova. Ecco. Tu chi resta? A sapati, si è lavato il lutto, bene? Vabbè, a chi sto ritratto? C'hai ma mettere una bella cornice. Più cornice che la mettiamo mo. E perché, Oh, corniciamo buono, dove... io molto, quando a scrupolo non è... Poi vado... Umano,
Ma non ci sarà. Oh sì, Vuoi impazzire, e se non si sapeva che sto che mi ha portato la serrata, Mamma mia, bella, chi può e essere? mi intorno tu sulla mascatura, va. Un momento. Guarda mia! Ma no, non ci darò una numero, non andrei una figlio marito quando andrei a essere Sisinello, la Vicenza al signore! Pare che non ci manca nessuno chiuso. T'hanno vista? Ma quando mi hanno visto? Quando si tratta di portone, ecco che Don Gennaro si è messo fuori di sentinella e non si posso più. Ma massima mi ha visto Don Gennaro, là ci sta il uovo nel Ma cielo. no, Don Gennaro ce l'ha ritratta una filumena e si sono chiamati l'uno con l'altro, capito? E sulla tua, noi pigliamo. E sulla tua, quelli forti si ritiravano, chi l'ha gangato sta nei casi. A te non ti tocca la rapia, eh? Mamma mia, chi lo di sicuro, guarda, di sicuro. Aspetta un momento. Guarda che io mi nascondo, ma se chi mi hanno visto a tutti i luoghi, Ma no, chi lo di sicuro, e non l'ha già visto. Stai zitta! E tu mi fai anche dire. Ma sta voce! Non mi fai dire. Stamattina prima era appena po', tu svigliate le portoni, appena lo Ah, come stai facendo qua, come stai facendo qua? Ma guardate, uno non mi serio, guardate che come la guardate. Ascino pure lui, veri, a chi? Oggi sta dietro, 29 giugno. E chi è un festeggiato? Un dietro barbiero, padrone casa. Ah, A serenate ci hanno innamorata la figlia. oh vero. È permesso? Paurite. Prima di sei suoni e ci siamo menati morire. Mamma mia, state zitti, la gente si è suonata proprio innanzi a casa mia. A gittare, ma chi mi ha portato che sta serenato? Un morto? Guardate, che era innamorata della figlia. Ma che bella attenzione, però. Si può? Tranquillo, Don Federico. Ma come vai camminando? Devi mettere la serenità a casa la gente così combinato. Ma che buono! A che storia, chi mi vede? Non so dove fai, stanno una peppina. Capire, don Andrea, non mi la colpa, mo sa per supplicare. A dalla mia balcone a dammi da tutto quanto. E siccome noi stiamo presenti, a dammi da pure a lui. E sta di coppa così combinato. Chi sta avendo un ragione, noi? Si può? Favorita. Don Andrea, per gentilezza, mi date un bicchiere d'acqua. Come si ne? Vacci la figlia tu stessi in da cucina, ma. A chi? Chi mi mette paura? E ti può maritare. Perché quando uno si marita vero spirito? Ate con spirito. Non potete per piacere, pigliate ancilla voi, Va buona. Mo mi incontro con suocero mio. Ah, e a chi siete stati chiamati? A Don Alberto Scaglione. Ho innamorato la figlia Rombietro. Ah, e issa ma non ci sta? No. Ma insomma, stanotte non se l'arma. Che sa, ce n'è, meno male che arrivano a domenica. E qualcuno non dietro già sono tutti illuminati, Ma ci starà a bicchierato. E perché se stanno qua? È sciatato tutto mica. Oggi con morto, stanotte con vivo state facendo zita e morticella. Beh. Acqua. Don Federico, hai visto il suocero vostro? Sì, sei sciupato. Ma quando è indisponente? Grazie. Prego. Lei, venite a di sta canzone, venite tutti quanti, che la faccio consolare, venite tutti. No, ma amore di grazie, no. Chiamo lui, Madonna, è tu non ti si chiude. La signora Speriella si è messa avanti sotto il palazzo. Con Andrea come Sciapieri, il suonatore che mi conosce, a Sarnato non bene a te. Serra la porta e non ricevi più a nessuno. No, ma amore di stamattina tra appena puoi esci fuori e ti mi spezza Dove sei all'altra. pazzo? No, aspetta. Chiude, ma guarda. arrancia. Ah, sì? Vabbè, e ti preoccupare, mamma arrancia. Ah, come la faccio una seria, che si faceva, allora mi arriva. Sì. Così. Non lo devi farmi il rastro da sta luce, no? Hai fatto proprio buono a chiudere la porta. Io così stiamo su, tranquillo, guarda. Dov'è? Dov'è? Grazie, don Piero, grazie a voi.
sta piezza di carogna mi ha chiuso la rinda, ma proprio non è cosa. No, ma è meglio che me ne vado perché sennò andiamo a fornire a 1.000 euro una notte. Andiamo a scendere da Mauriezzo, la mamma a casio e madonna! Oggi non faccio più oggi! Non faccio più oggi! Non faccio più oggi! Sono io! Non faccio più! Ma che state ma che tu ci? Ma che sta? Sono io, Federico Tranviera! Ma che l'avete fatto? Ma chi l'ha fatto niente? Che facevo, Rinda, a cucina? Eri da pigliare un bicchiere! E tanto tempo ci hai messo, perché non ti hai asciugato prima? E volevo vedere pure io! E mi sono messo a sciurire un bicchiere che a scorza di volo vuole disinfettare! Oh, vero, e perché l'avevi fatto disinfettare? Sto malato! Ma chi mi sta dovuto cantare? Io ho schifo! Tu schifo a me! E tu come ti trovi qua dentro? No, dico per dove sei entrato? Oh, portone fa presto. E non hai visto che stavo oscuro? Io fa uno la porta stai chiusa. sapendo paurosa, agito, ma ho cazzina stessa sola, voglio fa mettere a paura. E che ne sapevi che poi c'è la morta in la cucina, la paura, ma la notteria, la paura. Beh, sta bene poi. Che il Dio sa come sta. E sto pazzi che si fanno? Non sta bene. Non mi mortifica, di più. Anzi, perdonatemi, non lo faccio più, vi cerco scusa e perdono. No. Voglio fare mano? No. Perlomeno sulla mano, non faccio più. Sì, ma viene la freva rimane, sono ammazzati e morti. Ma non posso la Mamma, chiamano poco un coppa a turambie, Chiamano, ci dammo le cose e ci lasciamo. No, grazie. Poi oggi è successa la disgrazia, facite scusa mia. Vabbè, Buonanotte, non è facile troppo. Buonanotte. Ma no, non ti ha visto nessuno! Tutta Napoli! A Napoli! Non basta mo! Non stai approfittando troppo mo! Non basta voi! Oggi faccio Ehi! E che fai tu? vabbè. Sì. Non viene a cucca? No. O si sa qua? No. Il lo caccia a mano sotto l'itto da ferro per mano. No! Ti senti più sicuri dei braccia vero? Sì! Non è? No, penno, non è te. Non è? Addo? Mangiarisce le devozioni. Tutte le notte mi dico, 100 a un Maria e 100 gloria a Padre. Sente la prima verso carne. Sente le direzioni. Ma no. A tua. Chi è? Arabi, sono custode da Gambusano. Chi? Custode da Gambusano. E qua, ieri sono figliato amore. Sì. Odor o Gambusano. Ma non è chi si comunica
ma questo rogando sangue, ma forse sentono una valutare calia. Che per ripetere la notte, ma passi che non è sparito un morto in tutta uso. Ma non mi ha preso sotto mano tutta quanta. Sotto mano, guardate che sta testa. Liniere per pigliarsi a schiaffo vicino di gatto. Guardate, che stiamo si bella comodo. Ma comodo. I dai che cosci che mi tremano sotto che le Basta il gatto, che abbiamo. Scusate, voi siete la moglie della morte? Merci. Venite con me, là è successo un fatto curioso assai. Ecco qua, come se mi usa per mettere la tavuta in da cella mortuaria, e mi dice un rumore che veneva in da cascia. Avevamo aperto, e mi visto che la morte respirava ancora. L'avevamo fatta durare un po' cacita e chi l'ha aperto l'occhio. Che avevamo fatto? L'avevamo aizato e l'avevamo portato in da domenica. Ma sta vicino al fuoco perché il povero vecchio l'ha pigliato un poco fritto. E prima parola caretta, io ho dato moglie Vantunetta e dice in cielo che non sono morto. Il direttore voleva telefonare a quest'uomo, ma il vecchio ha insistito, io ho dato moglie Vantunetta e io mi sono venuto a chiamare. E ascende un momento quando mi fanno esche vestiti. Ma facci impressa. Scusate, ma voi chiamaste a numerica o a veterinaria? No, un medico municipio. Trasetta. Poveretta lontana e dice paralisi cardiaca. Beh, allora si spiega, è stata una finta morte, che è la prima volta che succedono fatte queste, e perciò che noi pigliamo sempre precauzioni. Ma però, signore, che salute che lo marito vostro, non ci vuole niente più per far morire uno come a carnevale. È avviato. Come vengo? Ma facci d'ambressa, mi raccomando, facci d'ambressa. Tu indizi e fammi essere la caccia chiusa. E poi fatto nostro. Oramai tutto a monte. E allora? E allora che la fede ti a mettere a faticare. Ma come va a fare volontario e mi fanno prigionieri? Mi arruolo nelle guardie regge e si scioglie il cuore. Ma voglio sistemare. Trovo una vedova con 100.000 lire e risuscito il marito. Così va!
Thank you.